Eccoci, che calcio che fa? Buonasera a tutti gli amici che in questo momento sono sintonizzati su Lombardia TV. Che calcio che fa? Questa trasmissione che tratta ovviamente l'argomento calcistico, ma anche non, nel senso che ci piace parlare di sport, ci piace parlare di emozioni, di valori, di tante situazioni che possono ruotare non solo al calcio, ma attorno allo sport. E ovviamente tutti sono pronti a parlare di calcio per il weekend calcistico, di cui ne parleremo ovviamente nella seconda parte della nostra trasmissione, ma gli ospiti che ho il piacere tra poco di elencarvi, di annunciarvi, ovviamente hanno delle provenienze che sono un po' differenti e li scopriremo a poco. Allora, abbiamo un giornalista, scrittore, inviato, voce calda e storica di Radio 24, ho l'onore di avere qui con me Dario Ricci. Buonasera Fulvio, buonasera a tutti. Sentite che voce calda, benissimo. Passiamo a un'altra voce molto ma molto interessante, che soprattutto si dipana in quegli ambienti un po' freddi, un po' nevosi. Abbiamo un'altra bellissima voce, giornalista, commentatore televisivo, Gianmario Bonzi, Eurosport. Buonasera a tutti, grazie. Ecco, bene, due voci belle squillanti. Questo per ciò che riguarda la parte giornalistica, informativa, di calcio, di sport, di tanti altri appunto sport ovviamente, e dall'altra parte invece abbiamo per la prima volta un artista. Io lo chiamo lo storyteller del legno, nel senso che trasporta tante storie, ama raccontare ovviamente episodi, personaggi, attraverso vari personaggi, con il legno, e scopriremo a poco durante la puntata, e quindi ho il piacere qui di presentare Carlo Cazzaniga, in arte Cat. Buonasera Fulvio e buonasera a chi ci ascolta. Ecco, lì già abbiamo una piccola presentazione di cui ne parleremo un po' più avanti, perché ovviamente bisogna iniziare a parlare, avendo questi due personaggi, autori, scrittori, di un'opera che tra parentesi ha un titolo che è stato anche un po' clonato, diciamo che altri hanno clonato. Insomma, sto scherzando, sono due scrittori che hanno realizzato un libro che si intitola Oro Bianco, tutti gli ori olimpici invernali. Vediamo adesso la copertina, eccola qua, con la Sofia Goggia. In copertina Gianmario Bonzi e Dario Ricci, e quindi adesso a voi. Dario, raccontami un attimo un aneddoto o un qualcosa che vi ha legato voi due inizialmente. Voi forse eravate nella stessa frequentazione di Radio 24, credo, no? Sì, ormai siamo amici da lunga data con Gianmario, che prima è diventato amico e collega, poi adesso davvero anche compagno d'avventura in Oro Bianco. Ringraziamenti d'obbligo, ma fatti anche col cuore, a Infinito Edizioni, che ci ha dato fiducia nella realizzazione di questo testo. Come nasce Oro Bianco? Nasce perché con un altro collega, Carlo Santi, avevo già realizzato Oro Azzurro, dedicato a tutti gli ori olimpici italiani vinti nelle Olimpiadi estive, fino a Rio 2016 inclusa, 207 storie davvero straordinarie. Inevitabile pensare, con un esperto degli sport invernali ed un amico come Gianmario Bonzi, di fare il libro gemello Oro Bianco, dedicato a tutti gli ori invernali. Davvero una carrellata straordinaria, 40 storie, perché poi c'è anche un oro che non è in realtà annoverato come tale negli albi olimpici, cioè l'oro di Garmisch del 1936, vinto dalla pattuglia militare italiana, che oro è stato, ma era una disciplina allora solo dimostrativa, e quindi però venne celebrato dal regime fascista di allora come un vero e proprio oro, perché era stato meritato sul campo, come si sa. Già vedete qui, chiaramente lasciando carta bianca a Dario Ricci, come si può avventurare in tantissime storie che lui va a recuperare, e questa è forse la bellezza del suo lavoro, che costa fatica indubbiamente, ma dopo il risultato è ovviamente legato all'emissione di questi libri. Ne ha scritti tantissimi. Vuoi enunciare qualche altro libro? Perché poi ce ne sarà un altro che si intitola, quello sulla box? A bordo ring, sempre scritto per Infinite Edizioni col mio maestro di box, perché sembra incredibile, guarda, me ne scuso nei confronti dello spirito del pugilato, ma anch'io sono un pugile, seppur amatore, anzi per fortuna appunto del pugilato. E lo vedremo. Grazie al mio maestro Mario Bambini sono diventato al limite credibile, ecco, diciamo. Lo vedremo tra un paio di mesi, quando appunto sarà anche libero Mario Bambini, che ci raggiungerà qui negli studi di Lombardia TV. Invece domando ovviamente la stessa cosa a Gianmario, no? Riguardo a questo, e qual è poi alla fine della fiera, visto che tu sei un tecnico, lo stato attuale dello sci, perché io sono ancora fermo alla valanga azzurra, rosa, eccetera eccetera.
Balanghi di cui si parla tanto in questo volume, naturalmente con Toni Gross, con Paoletta Magoni. Lo stato attuale dello sci italiano è sicuramente positivo, in questo momento ci aggrappiamo di più alle ragazze grazie a Sofia Goggia, che è diventato un enorme personaggio, protagonista del libro, ma anche a Federica Brignone, che stanno facendo da traino alla nazionale femminile di sci alpino, in questo momento un pochino più vincente rispetto a quella maschile, che però per anni ha trainato il movimento, insomma. Ecco, parlando di sport, no? Ovviamente ci si ritrova sempre ad emozionarci, no? Davanti a certe situazioni, a certi momenti storici che poi fanno parte, insomma, della vita dell'uomo, perché poi arrivato a un certo punto lo sport non è altro che una sorta di metafora, no? Dove c'è la sconfitta, c'è la vittoria, e quindi credo che sia arrivato il momento di mandare in onda un filmato, il numero 2. È il momento, atteso da una vita. Italia! Eccola qua, la medaglia d'oro per Sofia Goggia, e non ce la faccio più. Grande Sofi, è andata a prendersi quello che si meritava dopo queste 2 stagioni, è cresciuta tantissimo l'anno scorso e si è riconfermata quest'anno. Non è partita bene, l'ha detto lei, però l'appuntamento importante era a febbraio e ci ha lavorato per arrivare quest'oggi in piena forma. Grande Sofia Goggia, è la prima italiana a vincere l'oro in discesa libera. L'oro che le verrà messo al collo nella cerimonia di premiazione ufficiale, che seguiremo anche quella con Luca Casali su Eurosport 2 dalle 11 ore italiana. Insomma, abbiamo visto un Gianmario Bonsi. Pronto? Sì, no, perché c'è un ritorno. Abbiamo visto Gianmario Bonsi chiaramente molto emozionato, no, da questo punto di vista, quindi in quel momento lì c'è poco da fare, bisogna lasciarsi andare, perché anche se c'è la professione, però insomma siamo uomini, quindi giustamente l'emozione è stata forte. Fin troppo sinceramente, però insomma il mio responsabile mi ha sempre detto: devi emozionare ma non emozionarti, solo che distinguere le due situazioni non è sempre semplice. Poi è capitato durante la notte italiana, commentare di notte è particolare, diverso, c'è comunque un pubblico che ti segue, ti lascia andare di più, saltano un po' i freni. Se un pubblico che ti segue, probabilmente è anche un pubblico molto preciso, specifico, che è pronto ad emozionarsi, quindi non hai fatto altro che accompagnarli. Esattamente, è stata un'emozione particolare, la prima italiana a vincere la discesa libera, insomma la discesa libera è la disciplina sinceramente dello sci alpino. C'era riuscito solamente un maschio, lo raccontiamo nel libro Zino Colò ad Oslo nel 52, ma nessuna ragazza, e quindi è una storia un po' diversa dalle altre. Per quanto mi riguarda era anche il primo oro che riuscivo a commentare alla 4ª Olimpiade, per cui alla fine c'è stata un'emozione in quel momento lì mentre stava salendo il gradino, non tanto durante la gara, sì, perché lei è scesa col numero 5. Quando è scesa, ovviamente in testa ci siamo esaltati, ma mancavano ancora tante atlete, quindi rispetto agli slalom non puoi avere la sicurezza della vittoria. Ovviamente nel momento in cui sale sul podio, quel gradino fatidico con la bandiera e poi l'inno nazionale. Insomma, speriamo di sentirne tanti di inni nazionali, tutte le varie manifestazioni. Il nostro inno nazionale vuol dire che si cresce come movimento, però io vi dico la verità che mandando il contributo numero 3, vediamo un attimo. Ecco, qua abbiamo bisogno di questi personaggi. Vi faccio una domanda. Tomba, Lucchetta, la Federica Pellegrini, Dino Meneghin, Adriano Panatta. Questo per dire un insieme di altri sport che non riguardano il calcio, poi parleremo di calcio ovviamente. Mi sembra che in Italia si cresca sempre come movimento sportivo grazie a questi campioni. Quando non c'è il campione da trainare tutto il movimento, manca la programmazione, che dopo andremo a vedere anche a livello del calcio. Quindi domanda a Dario Ricci: cosa si dovrebbe fare a livello proprio organizzativo? La risposta è anche abbastanza, forse anche abbastanza semplice, però mi piace sentire dalla vostra viva voce il vostro pensiero. Diciamo che è difficile generalizzare, è vero, siamo un paese che si aggrappa spesso all'idolo delle folle e ahimè, se mi è concesso, non solo nello sport. Detto questo, ci sono federazioni che invece hanno dimostrato di saper programmare molto bene. Gianmario, che è un esperto, mi confermerà che la Federnuoto, e lo vediamo dai risultati, ha proprio lavorato partendo anche dalle sue delusioni per costruire quella che oggi è una nazionale
molto ben preparata e qualificata in tutte le discipline. Quindi si può far bene, si possono strutturare delle realtà. È chiaro che va costruita una rete, no? Una rete di collegamento. Ahimè, noi siamo spesso il paese dei 1000 campanili e questo si riverbera anche nell'organizzazione del nostro sport, laddove invece altri riescono a fare sistema con maggiore facilità e maggiore efficacia. Invece Gianmario, cosa mi dici riguardo a questo? La programmazione, quindi sei d'accordo con le parole appunto di Dario? Sono d'accordo assolutamente, aggiungo che è verissimo quanto è stato detto, nel senso che ancora oggi capita di incontrare appassionati che mi dicono sono rimasto ai tempi di Tomba e Compagnoni, ma lo sci c'è ancora in TV. Sì, oltre al nostro c'è anche un altro canale, ci sono 2 canali che lo trasmettono, potete vedere tutte le gare dall'inizio alla fine della stagione. È chiaro che davvero in Italia le altre discipline sono legate al campione trainante che deve essere anche personaggio, come lo è diventato in questo momento anche Sofia Goggia. Aggiungo rispetto a quanto ha detto Dario, ciascuno nel nostro piccolo deve cercare di fare un po' di educazione capillare, perché di massa non è possibile. Quindi semplicemente promuovere, oltre al calcio, che va benissimo, che io personalmente amo, ci ho lavorato per anni, anche altre discipline che sono altrettanto belle e meritevoli. Bene, allora a questo punto qua dobbiamo per forza, abbandoniamo un attimo gli altri sport, anzi volevo sapere Gianmario, tu sei anche esperto, Dario scrive ormai a 360 gradi, però tu come commentatore telecronista sei invece commentatore anche di altri sport, quali stai anche seguendo? Di altre discipline, principalmente sono il comparto nuoto, mi è capitato di fare anche un po' di pallanuoto, principalmente tuffi e nuoto, e poi scherma e pallavolo assieme allo sci alpino sono le discipline che amo di più e che ho la fortuna di commentare. Sì, perché è proprio la fortuna, perché segue anche come trasporto, credo che questo sia sempre molto importante, no? Ci si emoziona anche perché si segue una passione, no? Quindi esattamente, sono le discipline che sognavo di seguire, di commentare già da piccolino, quindi in questo caso ringrazio anche Eurosport per avermi dato questa possibilità. Ecco, ci stiamo avvicinando, quindi dico anche a Carlo un attimo di aspettare, perché tra un po' arriverà anche il suo momento, il discorso che riguarda appunto il calcio, quindi ci spostiamo un attimo sul calcio, un attimo il resto della trasmissione direi, sul calcio e partendo appunto da questa problematica che è legata a tutto lo sport in generale, no? E si è acuita in modo tragico con la mancata qualificazione ai mondiali di Russia 2018 e quindi anche in questo caso ci ritroviamo a dover ripartire da zero, no? E quindi molte volte nascono per esempio dei talenti che magari, penso alla Sofia Goggia, no? Magari il movimento c'è però fino a un certo punto, poi comunque cresce un talento, magari c'è un momento storico che anche le altre non sono ad altissimi livelli, quindi un insieme di concause. In una situazione invece di natura calcistica ci rendiamo conto che invece noi abbiamo pochi talenti, almeno quello che si dice in giro, non c'è più il portiere di una volta, il difensore che era la nostra scuola, la nostra tradizione, il centrocampista alla Pirlo, gli attaccanti, che abbiamo avuto un campionario di attaccanti incredibili, e invece vi faccio vedere quelli che possono essere i talenti futuribili e che sono già un po' in essere, e quindi la slide numero 4. Ecco, qua abbiamo 5 talenti, allora uno Zaniolo molto recente, Verratti che già da qualche anno ha 26 anni però è stato parcheggiato, poco utilizzato negli ultimi 4 anni, e poi abbiamo Barella, abbiamo Chiesa e abbiamo Donnarumma. Secondo voi è già un buon punto di partenza, già senza considerare gli altri che comunque esistono, Bernardeschi e tantissimi altri giocatori che comunque fanno parte, diciamo, della causa? È vero questo discorso dei talenti? Possiamo ripartire da questo gruppo e quindi la nazionale di conseguenza sta facendo bene con Mancini? Domanda Dario. Direi proprio di sì, o meglio, c'è stato anche un percorso di crescita di questa nazionale che è arrivata a maturazione, almeno in queste ultime uscite, che fortunatamente dal sorteggio nel girone di qualificazione verso Euro 2020 non ha trovato certo avversarie impossibili, se pensiamo che abbiamo il girone con Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein, quindi diciamo abbiamo ancora 10 amichevoli prima degli europei. Diversamente non mi l'hai tirata a Mancini, eh? No, allora Mancini giustamente ha detto è un buon sorteggio, ha detto. No, ha detto che dobbiamo vincere tutte, certo. Perché questa dopo la partita col Portogallo, affermazione del CT su cui io sono pienamente d'accordo, cioè
E sapeva già in anticipo quelle che probabilmente sì. No, diciamo che la mentalità deve essere quella, siamo l'Italia e a me piace fino a un certo punto il discorso sui talenti, perché poi è vero che ogni realtà è strutturata a suo modo, ma il campionato francese è sicuramente meno competitivo del nostro e produce una nazionale non solo vincente, ma che probabilmente continuerà a farlo se anche loro non troveranno sulla loro strada un Byron Moreno o un biscottone svedese per i prossimi 10 anni. Speriamo insomma magari di metterli hanno anche l'aiuto di questi giocatori provenienti di estrazione africana, ovviamente, che quindi è un'immissione certo, totale sì. che noi non possiamo avere. Noi abbiamo scelto di non averla perché non concediamo lo ius soli, se non in alcune federazioni con delle modalità proprie lo ius soli sportivo. Abbiamo visto ad esempio la nazionale di pallavolo femminile, una nazionale diciamo integrata, che cosa riesce a fare. Ma quello è un discorso un po' più... diciamo che ci porterebbe lontano e non... però per i francesi è più facile, no? Certo, sono stati un paese coloniale, esatto. Così come la Gran Bretagna, eccetera eccetera, ma anche lì è ancora diverso. Direi che anche in questo caso, per quanto riguarda il calcio, e poi passo la palla ai miei amici, bisogna avere il coraggio di lavorare in profondità. È finito il periodo del commissariamento, abbiamo un nuovo presidente federale, adesso il commissariamento non deve essere visto come la fine di un brutto incubo per la nostra Federcalcio, per cui è passata la nottata e si ritorna a fare quello che si faceva prima. Tra tante cose non fatte bene, alcune ne sono state fatte bene dal commissario straordinario e dai suoi collaboratori, ma servono le riforme per dare credibilità al sistema. Data credibilità al sistema e basi solide finanziarie, ecco là che i talenti ci sono nella giusta misura. Ai vertici abbiamo un allenatore che, malgrado qualche incertezza iniziale, sembra adesso entrato pienamente nel ruolo, con un'idea tattica, con dei giocatori che non sono 50 ma che sono 20-25, e molto intelligentemente Mancini ha allargato la base bypassando il problema degli stage. Ha ragionato così: non mi danno gli stage durante la stagione, ok, convoco dei 18enni. Tutti siamo rimasti a bocca aperta, adesso il lavoro non è sta male. pagando. Qualcuno disse non mi danno gli stage, no? Lo diceva Conte, no? Che certo. voleva appunto essere, perché lui deve per forza, come sua logica di allenatore, praticare una pressione continua sul giocatore, però ovviamente i giocatori appartengono alle squadre, ci sono i campionati, quindi comunque tu vedi che l'assestamento di Gravina, e quindi l'assestamento intendo dire tutto il movimento, non ha prodotto altri candidati, quindi vuol dire che il movimento sta andando in questa direzione, e quindi vabbè, insomma, lotte interne. Aspettiamo i fatti, perché l'elezione di Gravina, che è stata plebiscitaria, potrebbe anche essere letta come una volontà altrettanto plebiscitaria di chiudere l'epoca del commissariamento, che ha fatto, ahimè, più danni che risultati positivi, arrivando addirittura a dei paradossi per cui ci siamo trovati... Composizione dei campionati, un po' tutto. Sì, ma poi anche delle cadute di stile su cui non neanche mi voglio soffermare. Però bisogna adesso dare un senso a questa elezione. Il presidente Gravina è entrato in carica con un programma ben preciso di riforme. Servono queste riforme per dare appunto credibilità e sostenibilità al sistema, e quelle bisogna fare, altrimenti si rimane a metà del guado, e inevitabilmente poi certe vittorie nascono dai talenti, ma nascono anche dalle strutture, no? Vediamo cosa è successo nel nostro tennis: abbiamo vinto finché c'era Panatta, finché è nata una generazione di ragazze straordinarie, ma poi servono le strutture per consolidarle. Gianmario, riguardo a questo, per ciò che riguarda appunto il calcio, cosa vedi allora, quindi rapportando lo stesso discorso degli altri sport e quindi la ristrutturazione del calcio? C'è un discorso anche di storia che secondo me ci deve aiutare. La nazionale ha vissuto sui cicli. Pensiamo alla mancata qualificazione ai mondiali 58, al dopo Corea 66, al dopo Germania 74, però ci siamo sempre risollevati, ma siamo andati su e giù sull'ottovolante. O la storia non ci ha insegnato niente, o evidentemente dobbiamo accettare questa situazione. Penso che i giovani ci siano, sinceramente, oltre a quelli citati. Il punto chiave per me è riuscire a farli giocare
nel campionato italiano e possibilmente anche in Champions League. Questo dipende dalle squadre ovviamente nelle quali militano, però devono fare esperienza nel nostro campionato. Quando la nazionale storicamente ha vinto, le squadre che fornivano la maggior parte dei giocatori erano piene di italiani protagonisti proprio in campo. Credo che sia fondamentale quel tipo di discorso lì. Prendete pure i vari roster delle squadre italiane e ci sono pochissimi giocatori fondamentali nelle squadre in questo momento italiane. Questo è un discorso molto ma molto ampio, insomma, d'altronde è abbastanza evidente che i tempi per esempio di un Dino Zoff, che sono quelli un po' legati al passato per tantissimi anni, cos'è stato? Quasi 25 anni, perché ha giocato fino a 42 anni mi sembra, no? E quindi guarda caso abbiamo qui Carlo Cazzaniga che sta esponendo una dei suoi pezzi, diciamo, della collezione, no? Uno dei tanti pezzi che si declinano in vari modi. Vediamo un attimo, vediamo Carlo, vediamo l'inquadratura su Carlo, eccolo qua, ecco, perfetto, qua c'è stata una zoomata ulteriore da parte della regia per far vedere da vicino il tipo di lavoro. Questo riporta la memoria alla Spagna, no? Cioè, è stato un successo insperato quasi fino a un certo punto, perché poi ha solleticato i sogni di tanta gente e ha lasciato tanti ricordi. Io infatti vivo in un mondo quasi parallelo, no? Un mondo che quasi non c'è più, e mi astengo dal dare delle opinioni sul calcio attuale, perché ci sono qua però delle per figure. le tue opere è chiaro che c'è un discorso. Io ti ho detto che sei uno storyteller, quindi racconti delle storie attraverso i tuoi pezzi incredibili, però non puoi staccarti dal calcio attuale, quindi tra un po' vorrei vedere Cristiano Ronaldo CR7 in quella silhouette, perché puoi raccontare una rovesciata. Me lo dicono in tanti, e qui ce n'è uno presente che è Dario Ricci, che mi dice devi disegnare anche gli addominali poi. Addominali, bisognerà cambiare le figure e non lasciarla così in maniera statica. Là con la rovesciata in legno di Cristiano Ronaldo. Si possono fare delle divagazioni. Sì, perché vedo che tu sei molto creativo, perché non sei solo legato al calcio, legato anche ad altre discipline, ad altri settori, ad altre figure. Allora a questo punto qua vediamo un attimo una carrellata di questi pezzi, anche perché poi non sono, diciamo, i singoli, quindi sul solo giocatore, ma possono essere delle squadre intere con gli 11 giocatori o tutta la come se fossero dei top player. Dei top player. Vediamo un attimo, vediamo il filmato di Cut. Insomma, complimenti, è una carrellata incredibile di grandissimi campioni, di questi pezzi unici, perché sono realizzati ovviamente a mano, e in fin dei conti uno che è un estimatore di un campione del passato o di un campione anche attuale, adesso vediamo questa tua resistenza quanto durerà, e ad un certo punto se lo ritrova in casa, perché effettivamente la passione va anche sui giocatori, non solo sui colori di appartenenza di una squadra. Sì, intanto ho visto che mi è cresciuta la barba, tanti ne ho fatti, perché lì avete preso una fotografia dove ancora non ce l'avevo. No, la cosa che è stata divertente è vedere che la gente ha veramente partecipato a questo progetto, e al di là dei campioni ha dato la possibilità a ognuno di sentirsi a proprio modo un campione, perché c'è stato chi mi ha chiesto di rappresentarlo con la divisa della squadra dell'Oratorio, se non con quella di una piccola società che non ha mai fatto storia, ecco, però ha coinvolto diverse persone. Ti faccio una domanda, il fatto, diciamo, di mettere i campioni, no? Qualsiasi tipo di campione, è una questione solo, chiamiamola così, di passione, oppure ti piace
allargare a qualsiasi squadra, insomma, perché anche c'è un discorso ovviamente anche commerciale, no? Ma allora quasi io ho più gusto ad affrontare formazioni che normalmente la gente non considera. Innanzitutto come artista perché mi dà la possibilità di giocare sui colori e sulle divise che poco spesso si vedono, perché tutti quanti noi conosciamo le divise maggiori, no? Da Real Madrid, Liverpool, però ci sono alcune divise che sono bellissime e non sono mai state prese in considerazione. È un po' come vedere, deve diventare un po' come vedere il catalogo delle squadre di calcio del Subbuteo, quando venivano presentate tutte insieme, che diventava un pannello fantastico di colori, secondo me. Eh sì, quello perché poi riguarda sempre il calcio di quando si era ragazzi, perché quelle sono anche delle fasi storiche. Vabbè, a questo punto qua abbiamo parlato di un grandissimo campione, quindi dei mondiali del 1982, ci sono le partite di Coppa, il turno finale dei gironcini settimana prossima, quindi noi bypassiamo un attimo il campionato e vediamo il prossimo turno di Coppa, le partite che verranno giocate martedì, mercoledì e giovedì. Abbiamo martedì 11 Inter, PSV Eindhoven e Liverpool Napoli, mercoledì 12 dicembre Viktoria Pilsen con la Roma e Young Boys Juventus, e giovedì 13 Olympiacos Pireo, Milan, Lazio entra in Francoforte. Di queste partite ovviamente le due partite più complicate sono proprio quelle di martedì, quando ci sarà più che una partita complicata, ma è molto più difficile quella ovviamente del Napoli, la partita complicata è quella dell'Inter. Vediamo per quale motivo deve essere complicata quella dell'Inter, perché chiaramente c'è un discorso di non poter più affidarsi alla propria sorte e quindi invece al risultato diretto di Barcellona-Tottenham, e quindi se il Tottenham riesce a sbancare ovviamente il Camp Nou è una tragedia per l'Inter, però potrebbe essere eliminata altrimenti basterebbe un pareggio con una vittoria in casa. D'altra parte invece abbiamo il Napoli che ha 9 punti, il Paris Saint-Germain a 8, il Liverpool a 6, Stella Rossa è dietro a 4, comunque fino all'ultimo anche la Stella Rossa può pensare di poter accedere anche all'Europa League, e quindi c'è la partita ovviamente del Napoli che va a far visita a Anfield Road. Fantastiche, due partite fantastiche, o meglio, una è fantastica, quella del Napoli, perché il Napoli deciderà in base alle proprie qualità e alla propria performance del proprio destino. Quella dell'Inter è nella scia della storia paradossale, esaltante, per tanti aspetti folle, della beneamata, no? Perché la sconfitta di Londra costringe appunto i nerazzurri a giocare contro il PSV Eindhoven con l'obbligo di fare punti, ma soprattutto stando con l'orecchio incollato alla radiolina. Sarebbe stato così ai tempi del calcio che ci racconta Catte Cazzanica con le sue splendide tavole. In realtà saremmo tutti attaccati allo smartphone per seguire la diretta. Cosa succede? Sì, perché una vittoria del Tottenham contro il Blaugrana al Camp Nou. Tu la vedi? La vedi una vittoria? Do un 10%, sì. Però aspetto il fischio finale, perché onestamente il Tottenham, che non è certo squadra bilanciata, no? Perché abbiamo visto quanto concede in difesa, però ha una squadra fatta con tanti piedi ben educati e in una partita di calcio puro, senza quell'eccessiva garra, quella eccessiva cattiveria agonistica che magari il Barcellona può anche non avere, essendo già qualificato e già sicuro del primo posto. Gente come Dele Alli o Kane o lo stesso Song potrebbero trovare degli spazi e anche, perché no, la vittoria. Quindi sarà paradossale vivere la serata di San Siro attaccati alla radio, sapendo che tutto sommato non conta niente. Beh, conta perché se non fai il risultato, sì, certo, ovviamente infatti devi avere l'obbligo di vincere, ma sai che non può bastare. È veramente una serata da pazza Inter, quindi nulla di nuovo. Pensa se perde il Tottenham e l'Inter pareggia.
il pareggio è un risultato che può anche accadere. Sì, Sentiamo invece Gianmario per ciò che riguarda invece il Napoli, perché il Paris Saint-Germain lo vedo già a 11 punti, anche se non è che meriti poi così tanto, devo dire la verità, questa squadra che investe così tanti soldi, con Napoli che è stato un po' sfortunato ed è primo del girone, ce la fa a mantenere un punto a Liverpool? Ma io penso che ce la possa fare. È stato bello seguire il cammino del Napoli in questa Champions League, dopo tutto quello che aveva fatto Sarri, più che altro in Italia, non tanto in Europa. Carlo Ancelotti si è dimostrato per l'ennesima volta un grande allenatore, un allenatore da coppe, soprattutto per una squadra che sta giocando bene in Europa. Per cui va a affrontare la finalista dell'ultima Champions League, ma ha dimostrato nelle ultime trasferte internazionali di potersela giocare senza nessun problema, senza nessuna paura, e credo che proprio Carlo abbia dato una grande tranquillità inserendosi nel solco tracciato già da Sarri, ma portando la sua filosofia di gioco, per cui ci sono tutte le possibilità davvero per vedere anche 3 italiane, speriamo. E speriamo, qualificate comunque a farli andare avanti tutti in Coppa. Noi proseguiamo con una piccola pausa pubblicitaria appunto dopo questa pausa. Eccoci, di nuovo qua su Che Calcio Che Fa, la seconda parte. Finiamo un po' l'argomento delle coppe, perché appunto è ovvio che la Juventus è già qualificata, come del resto anche la Roma. Rimane da stabilire una piccola possibilità ancora, no, ma non credo che la Roma riesca, perché dovrebbe perdere il Real contro il CSKA Mosca, sarà un po' difficile riuscire quindi in qualche modo. La Roma è seconda e la Juventus vincendo a Berna è prima potrebbe, per forza. Sì, deve vincere però, anche lì. Per carità, Young Boys è poco più che volenteroso, ma ha offerto delle prestazioni in un girone complesso di Champions sicuramente migliori dei risultati, e quindi sicuramente Allegri non prenderà questa partita sotto campo. Poi se deve crescere la squadra, anche andare a perdere o perdere punti è anche un po' assurdo. A questo punto qua vediamo invece Carlo Cassaniga cosa ci propone, perché qua abbiamo 2 campioni del passato e vediamo. Sì. Eccoli qua, da una parte abbiamo Giorgio Chinaglia. Giorgio Chinaglia degli anni quelli della Lazio, campione d'Italia, anche quel Chinaglia che uscì dal campo in Germania alzando la mano, no? e si autosostituì. Sì, e più poi, che altro mandando a quel paese Valcareggi, diciamo sì, fuori di metafora. Quel gesto, ecco, non volevo andare pesante. E poi Gianluca Vialli, che è sempre stato secondo me un personaggio, io l'ho sempre trovato simpatico, molto virtuoso, sì, intelligente, che adesso è un po' tornato alla luce delle cronache per questa sua confessione che ha fatto. È stato veramente imbarazzante scegliere come rappresentare Vialli, perché non sapevo sinceramente se rappresentarlo con la maglia della Sampdoria o con quella della Cremonese. L'amore della maglia della Sampdoria è senz'altro la più bella in assoluto, quindi ho voluto dare un tributo a quello. Sarà contenta mia moglie che è sandoriana, però io l'ho convocato più che altro per una questione juventina, visto che parlavamo appunto di Lazio e Juventus, che sono le ultime situazioni, appunto la Juventus, ma poi abbiamo la Lazio che è già qualificata e il Milan che deve uscire indenne dal campo greco, ovviamente. Bene, le coppe le abbiamo in qualche modo sdoganate e ci tuffiamo nel campionato. Abbiamo più di 25 minuti per poter parlare di questo campionato e vediamo un attimo la classifica proprio velocissimamente. Abbiamo la Juventus col suo strapotere che veleggia, e qua sono 2 persone su 3 molto contente. Poi abbiamo un Napoli che segue 32, l'Inter a 29, il Milan 25 che zitto nonostante i problemi di organico riesce a strappare il 4º posto. Poi la Lazio e il Torino che si contendono l'Europa League, e poi un
lotto di squadre che va dal Parma, diciamo, fino al Cagliari, quindi Parma, Roma, Sassuolo 20 punti, Sampdoria 19, Fiorentina, Atalanta 18, Cagliari 16, e poi un gruppetto affrancato alla zona retrocessione ci metto il Genoa un po' a metà con 15 punti, la Spal 14, Udinese e Empoli a 13 punti, e poi il trio dove vedo una situazione un po' preoccupante per il Bologna 11, Frosinone 8 e il Chievo che sta risalendo a poco con 2 punti. E le prossime partite vedono nel turno successivo, vediamo un attimo la slide, eccole qua, quindi a me piace dividere un po' in fasce, quindi come interesse, poi magari è sbagliato, però comunque Juve-Inter, ovviamente il derby d'Italia, ma anche interessante la partita Milan-Torino. Poi abbiamo Lazio, Sampdoria e Sassuolo, Fiorentina, che sono in quella zona a ridosso della zona Champions. La zona un po' bassa media con Empoli, ovviamente Bologna e Udinese Atalanta. Poi delle due partite che non dovrebbero dire più di tanto, perché Cagliari-Roma, con la Roma che va a Cagliari, un Genoa-Spal che dovrebbe essere un pareggio un po' salomonico, poi un Parma-Chievo e un Napoli-Frosinone che non dovrebbero regalare grandissime sorprese, salvo il Chievo in questo caso. Allora adesso, questo detto così, questa è un po' una minima spiegazione un po' così improvvisata, partiamo dalla Juventus-Inter, è un discorso ovviamente legato al rapporto tra le due squadre. In questo momento storico la Juventus rappresenta la squadra che dovrebbe vincere tutto. Questa Inter può in qualche modo riavvicinarsi, detto proprio molto velocemente, dico a Gianmario, a queste logiche di vetta? Onestamente la vedo un po' difficile, ma non solo per l'Inter. All'inizio dell'anno dicevano che doveva essere l'anti-Juve. È vero, non va sottovalutato il Napoli proprio per la presenza di Ancelotti, come dicevo prima. La vedo un po' difficile perché credo che Cristiano Ronaldo abbia portato veramente tanto alla Juventus, sia concretamente perché quando non segna fa gli assist e quando non fa gli assist fa il passaggio che precede gli assist, quindi dà un contributo notevole, ma soprattutto credo abbia dato molta sicurezza all'ambiente, che forse era quello che mancava un pochettino a livello internazionale, non certo a livello italiano. Però ci sono anche tanti ricambi che forse erano un po' il limite, soprattutto internazionale, della Juventus negli ultimi anni. D'altro canto credo che Spalletti stia facendo un buon lavoro a livello proprio di Inter, però sinceramente vedo molto superiore alla Juventus. Ecco, vorrei che venisse inquadrato in questo momento Carlo Cazzaniga, perché abbiamo qua, vedi che continuiamo a cambiare questi grandissimi campioni, il grandissimo pallone d'oro Gianni Rivera, il primo andiamo un po' indietro qui, e un Gigi perché... Meroni, grande giocatore del Granata, che morì purtroppo prematuramente. Sì, un simbolo per il Torino. Il simbolo del Torino, quindi è la partita Milan-Torino. Domando a Dario la valenza, diciamo, di questa partita, nel senso che il Milan sta facendo bella figura, riuscendo a pareggiare contro la Lazio a Roma e vincendo col Parma, che è sempre una partita comunque complicata, sta cercando di mantenere questo quarto posto in qualche modo. Dall'altra parte il Torino, che sembra un po' incompiuta, però il Torino fuori casa gioca meglio e potrebbe esserci un po' una sorpresa da questo punto di vista. Sì, stavo rivedendo proprio il quadro generale della giornata. A parte sarà una partita che nessuno vedrà, perché in contemporanea con Boca, River e scusate, con grande affetto per gli amici rossoneri, per gli amici Granata, ma c'è una partita epocale al Bernabeu, sperando che poi di calcio si possa parlare, no? Quindi, però, a parte le mie battutacce, Milan-Torino è gara che è entrata nella storia del nostro campionato. Direi un Milan che con le unghie e con i denti, ma anche con grande merito, con grande cuore, è risalito a questo quarto posto, che credo manterrà fino alla fine del campionato, soprattutto se dovesse arrivare Ibrahimovic, o se anche l'innesto di Paquetá, i frutti preannunciati. Tutti d'attacco, tutti stanno dicendo Cutrone non può non giocare, poi c'è Higuaín, poi c'è Ibrahimovic, poi c'è Paquetá, insomma povero Gattuso. Povero Gattuso, vediamo intanto che qualità portano questi giocatori. Sicuramente è un mercato paradossale, perché ad esempio in questo senso, no, non si spiega l'accantonamento di un Montolivo, o comunque il giocatore d'esperienza, però guardiamo come sta crescendo Bakayoko. Sono molto contento, perché non amo questa frenesia per cui chi non gioca bene le prime due partite va buttato. Nel calcio di oggi
ci sono giocatori che addirittura sbocciano il secondo anno, soprattutto nelle squadre di vertice. Bakayoko dopo un periodo di ambientamento sta crescendo. Credo che il Milan porterà a casa i 3 punti, li manterrà a San Siro contro un Torino che è una squadra in cerca di identità e che secondo me non ha ancora un progetto a lungo termine, che potrebbe essere quello di rientrare nell'Europa League, ma quanto è voluta questa Europa League da una società che forse sta sviluppando una mentalità non abbivacchiare, ma veramente sto vedendo con attenzione ad esempio l'inchiesta che sta facendo Repubblica in queste settimane proprio alla ricerca del calcio che fu. Mi sembra che siamo in quella fascia tra Sampdoria, Genoa, Torino, la stessa Fiorentina, di società che in realtà stanno facendo fatica a consolidarsi ad un livello più alto e a rendere competitivo lo stesso campionato, no? Quindi speriamo che questo non sia il passo che di poco precede la effettiva svalutazione del campionato in chiave Superlega, che non si chiamerà Superlega, si chiamerà Super Champions, ma che Superlega sarà. Per cui ecco, speriamo. Tu la vedi come logica conclusione? Sì, perché mi annoio abbastanza a vedere Fiorentina-Juventus 0-3, ok? Mentre la logica sarà quella di 4-5 super squadre con rose di 30 giocatori che giocheranno con 16 di questi la Superlega e con i rimanenti. Non è una sconfitta, poi lo dico, non è nel tuo caso che tu non sei di fede juventina, ma giocare per esempio in continuazione contro lo stesso gruppo di squadre. Ma io penso che allora, la Superlega, se fosse la Juventus, se mai fosse la Superlega, sarebbe comunque un campionato europeo, no? Quindi avremmo 30 squadre, diciamo così, o 22, e quindi il campionato europeo. Quindi è la stessa cosa che giocare il campionato italiano, solo una cosa un pochino più entusiasmante per altri aspetti, perché comunque avrai le arene sempre piene, diritti di un certo tipo, non c'hai magari dei campi per alcuni aspetti affascinanti, ma ricorderete il putiferio che era nato rispetto alle parole di Lotito qualche anno fa, no? Ma sì, squadre piccole non possono. Però è vero pure che sono squadre che per tanti aspetti non hanno una grande logica di stare nel calcio di oggi, che è il calcio di oggi, poi può non piacere, ma è il calcio di oggi. A me la Superlega affascina parecchio. Sentiamo invece il pensiero di Gianmario, poi dopo una piccola considerazione riguardo, l'hai tirato su come argomento il Boca Junior River, perché è una cosa che mi ha molto colpito. Io sono appassionato di sport americani, molto appassionato. Negli sport americani c'è una sola lega professionistica senza retrocessioni, dove i club, so che per qualcuno dirà un'eresia, dove i club che partecipano sono ricchi, i proprietari dei club sono dei principali uomini più ricchi d'America. Non sto dicendo che il calcio è uno sport per ricchi, perché poi proprio in America ci sono storie incredibili di atleti nati nel ghetto e poi diventati milionari grazie allo sport. Io sono assolutamente favorevole a leghe chiuse con le squadre più forti o più ricchi, più importanti. Per il resto, come in America, ci sono i dilettanti, nel loro caso ci sono i college. È vero che c'è un oceano che ci separa, come dice sempre Federico Buffa, quindi è impossibile portare completamente il modello americano da noi, però dobbiamo pensarci, secondo me, perché poi si vedono situazioni nelle leghe minori di tante squadre che falliscono, che non riescono a stare dietro. Insomma, io sono veramente per le leghe professionistiche con i club che riescono a stare al passo. Concludo dicendo che le leghe americane producono utili, ma tanti utili, attenzione, parlo di NFL, National Football League, NBA ed MLB, quindi Major League di Baseball. Pensiamoci. Sì, certo, è ovvio, forse è quel sottile equilibrio che ti dice vuoi avere più soldi o avere più credibilità sportiva. Riusciamo ad avere tutte e due le cose insieme, questa è la cosa molto difficile, è complicata e ci vuole un po' di tempo, un po' di anni, mentre sì, invece sì, prego. No, scusa se mi inserisco, ma va anche detto che poi qual è la grande differenza filosofica, magari Gianmario mi correggerà, è che in quelle leghe americane l'interesse di tutti è superiore dell'interesse particolare, cioè sono leghe che producono utili perché accettano che non ci siano dinastie o meglio tirannie,
perché dopo 5 anni che vincono i Golden State Warriors il sistema ha dentro di sé gli anticorpi e produce un naturale rimescolamento attraverso il sistema di distribuzione degli utili, attraverso il sistema del draft, per cui si sceglie i migliori giocatori giovani delle università vanno alle squadre più deboli. Da noi, dove non riusciamo neanche a metterci d'accordo spesso sul colore del pallone, che ce lo impone lo sponsor tecnico, ecco, bisogna cambiare quella filosofia. C'è tanto da cambiare. Sì, apposta, dico, per paradosso l'interesse del business diventa l'interesse collettivo di tutti e c'è addirittura un commissioner che ha la possibilità di multare i proprietari. Voi non so se vi ricordate, insomma, gli ultimi presidenti di Lega, ma anche l'attuale questo potere non ce l'hanno. Bene, invece un ragionamento su Boca e River veloce. Boca River speriamo che non sia una questione anche al Bernabéu di ordine pubblico, ma di calcio. Pensate, è una partita modestissima dal punto di vista tecnico, che non varrebbe una buona sfida del vertice. Che significato ha dietro? Boca River è una partita per la vita. È il calcio, secondo me. È un equilibrio tra passione e follia disegnato contenuto malamente da righe bianche di gesso su un prato verde. È tutto il senso del calcio nella sua esasperazione, nella sua passionalità, ma anche nella sua follia. Solamente uno si riporterà a casa quella coppa e troverà metà Buenos Aires affranta e in lacrime e l'altra in preda nel più folle delirio dionisiaco. Speriamo che non ci scappi il morto e che sia almeno al Bernabéu solo calcio. Domando invece a Gianmario se c'è dell'altro in un discorso del genere, se c'è un discorso interno, argentino, di un qualcosa che magari è servito per fomentare, al di là della passione portata all'estremo, no? Indubbiamente. Credo che ci sia tanto altro. Io sono appassionato da sempre di calcio sudamericano che si poteva seguire, si può tuttora seguire in Italia su diversi canali. Probabilmente non ci rendiamo esattamente conto di che cosa significhi il calcio in Argentina, perché è diverso dalla passione che poi c'è in Brasile, è più una passione tecnica, questa è più una passione popolare. Il calcio in Argentina ha degli sviluppi anche meravigliosi legati al passato, cioè al giocare non solo nei campi come diceva Dario, ma a giocare per strada, proprio qualcosa che succede ancora adesso. E in questo caso ci sono due diverse filosofie, perché se il Boca Juniors ha vinto di più a livello internazionale, se vogliamo, rispetto al River Plate, il River Plate è la squadra che ha il settore giovanile che ha prodotto fenomeni, molto più di quelli che si pensa abbia prodotto il Boca Juniors, perché tutti i grandi nomi del Boca sono arrivati in realtà da altre parti. Pensiamo a Maradona, è cresciuto nel settore dell'Argentinos Juniors e non nel settore del Boca Juniors. Poi ci sono storie particolari legate all'immigrazione italiana, al fatto che sono nate nello stesso quartiere. È una sfida che mi affascina tantissimo, però purtroppo ha risvolti da sempre anche negativi. Va bene, mi è piaciuto questo excursus, anche perché poi con voi veramente si attraversano tantissime altre sfaccettature, no? Riguardo Gianmario è pure un ottimo cuoco, possiamo parlare anche appunto, anche sì. questo, no? Una se vedete veloce. su Facebook, quindi possiamo anche suggerire di tutto, tuttologo da questo punto di vista. Va bene, proseguiamo un attimo velocemente. Passerei dopo Lazio-Sampdoria, passerei a un Sassuolo-Fiorentina, dove il Sassuolo si è un po' fermato ultimamente, sembrava una squadra un po' in crescita, sembrava che potesse fare qualcosa di più. Dall'altra parte, per esempio, i Viola non hanno ancora vinto fuori casa, hanno 0 nella casella e secondo me hanno un problema di gol, perché lì davanti grande movimento ma meno gol. Sei d'accordo, Dario, riguardo a questo? Guarda, sarò sintetico, è una di quelle partite che mi fa disamorare della Serie A, perché appunto sono squadre che hanno un po' perso fin da subito il senso di un obiettivo un po' alto. Poi è chiaro che ognuno lavora sul proprio delta, sulle proprie possibilità, però faccio fatica a mettere a fuoco l'obiettivo ultimo di queste due squadre, se non ecco, magari la maturazione di un De Zerbi che, crescendo in un certo modo come allenatore, potrebbe poi diventare anche tecnico per platee più interessanti. Bene, allora andiamo a vedere l'elemento, visto che crea, diciamo, un po' di, non so,
dico tristezza, no? Vedere una partita del genere nella Fiorentina e andiamo a vedere invece... Carità, sono due squadre bellissime, con grandissima storia. Però per il momento che stanno attraversando, mentre invece se andiamo a vedere nel passato ci diamo un po' uno sguardo e vediamo un grandissimo campione che è Giancarlo Antonioni, e non è un caso che sia a fianco a Carlo. Sì, ma in questo calcio funambolico questo è proprio è la declinazione quasi della lentezza, no? Dello stile, di una classe che non c'è. Bella la definizione che ha dato Dario Ricci di questo incontro tra Boca e River. Perché è quasi più un fenomeno di costume sociale più che un incontro di football. È molto interessante come spunto sul quale ragionare. Bene, passiamo allora adesso a due partite velocissime, che siamo in chiusura, mancano una decina di minuti, abbiamo ancora da dire un po' di cose. Quindi Empoli-Bologna, abbiamo 13 punti dell'Empoli e Bologna 11, poi c'è l'Udinese con 13 punti e l'Atalanta 18. Sono due squadre, l'Empoli e l'Udinese, che giocano in casa e automaticamente hanno avuto il cambio tecnico in panchina. Uno incontra un Bologna che è veramente grossissimo rischio esonero, Filippo Inzaghi, d'altra parte un Atalanta che ha avuto delle battute d'arresto dopo aver chiaramente si è in qualche modo satollata con i 4 gol nei confronti dell'Inter, la partita che poteva finire secondo me 8-1. Però sta prendendo delle battute d'arresto. Gianmario, ecco, tra queste due partite qual è quella che vedi, diciamo, più a rischio per l'Empoli o per l'Udinese? Cioè l'Atalanta può andare a far punti, il Bologna può andare a far punti? Ma vedo interessante la partita dell'Udinese, sinceramente. In generale, pensando a queste due squadre e alle altre, mi attacco un attimo al discorso di Dario. Mi piacerebbe vedere allenatori delle squadre medio-bassa classifica, si è detto col massimo rispetto, che osano un pochettino alla De Zerbi, anche se rispetto all'inizio poi il Sassuolo si è un po' fermato, magari anche per un calo fisico. Ecco, proprio vorrei vedere allenatori che vanno con queste squadre a giocare sul campo delle grandi, non è questo il caso perché sono due partite diverse, però che osano sinceramente, ce ne sono troppo pochi nel nostro campionato. Credo che potrebbe essere anche una piccola svolta in questo senso, ma ogni anno in realtà assistiamo più o meno alle stesse situazioni, tranne quei 2 o 3 allenatori, al di là dei risultati, provano a fare un calcio diverso, soprattutto sul campo delle grandi. Questa è una cosa che si vede troppo poco nel nostro campionato. È un discorso di mentalità, ne parlavamo prima, riguardante appunto il raggiungere, perseguire il risultato con una sorta di gioco, con un'idea principale. De Zerbi ci riesce in questo, però ti dico, la prima partita Sassuolo-Inter, contropiedi, ha vinto 1-0. Col Milan ha giocato invece a viso aperto con bellissime trame, è finita 4-1 mi sembra. Quindi bisogna anche vedere qual è la cosa più importante. È chiaro che in questo momento il Sassuolo può vivacchiare in quella zona pensando di poter fare qualcosa di più. Ti dico che per esempio una di queste squadre, secondo me l'Atalanta, ha fatto 14 gol fuori casa e 14 subiti, quindi questa è una squadra garibaldina che può avere quella logica, che comunque a questo punto può andare a giocarsi le sue carte nel migliore dei modi con questa logica, no? Quindi una squadra che mi piace molto, l'Atalanta, sinceramente, però quello che dicevi è fondamentale, nel senso che poi gli allenatori magari cominciano con un'idea, poi vanno a vedere che fanno risultati giocando un altro tipo di calcio più coperto e si adeguano. Mi piacerebbe sinceramente invece vedere tutte le squadre che osano molto di più, comunque hanno una fase all'interno della partita in cui ci provano, vanno all'attacco. È chiaro che se giochi sul campo della Juventus magari per 70 minuti soffrirai, però almeno in quel quarto d'ora in cui hai la palla tu, proviamoci, ecco. Invece non succede sinceramente nel campionato italiano, non è bellissimo in questo momento. Dario, vuoi aggiungere qualcosa riguardo a queste due partite? No, devo dire che mi stuzzica per interesse più che Udinese-Atalanta, magari proprio Genoa a spalle, che è vero che tu hai pronosticato il pareggione e magari sarà così, ma al momento la classifica le mette proprio lì sopra questo Empoli-Bologna, no? Quindi sì. In realtà potrebbe essere... Il Genoa in casa va bene, il Genoa, anche se Juric è a rischio. Sì, un intreccio interessante. Vediamo un attimo invece. Molto bravo Nicola, perché da quando è arrivato all'Udinese era un tecnico che aveva fatto vedere anche il suo valore già a Crotone, quindi
sono molto contento che abbia ritrovato una Sì, panchina che poi non piena. è proprio quello tipo gli Iachini di turno, che è quello che proprio serra tutto per cercare di non prendere Che però gol. sta facendo benissimo ad Empoli, perché Sì. se non sbaglio da quando è arrivato ha preso 7 punti in Sì, 3 partite, sì, con sì. quella bellissima rimonta casalinga sull'Atalanta. Quindi Non giocano male però le squadre di Iachini in realtà. Sì, però sono molto Sono sanguigne, compatte, sono certo, molto sì, compatte, lui avrà delle logiche, infatti lo richiamano sempre a campionato E in fa corso. quasi sempre bene, tra l'altro. Vediamo un attimo invece da quest'altra parte, alla mia destra, cosa ha preparato Carlo Cazzaniga. Abbiamo qua due milanisti, uno di una trentina d'anni fa e l'altro invece che ha appena smesso da un paio di stagioni. Sono ben Conti e circondato, Francesco direi, Totti. no? Con queste due mise differenti, che è quella sì. del Bruno Conti. Sì, poi tra l'altro Bruno Conti mi è piaciuto molto Totti mi è piaciuto molto raffigurarlo con i parastinchi a vista, perché chissà perché c'è un'immagine di vero. Francesco che No, sempre così. È sempre stato È così sempre da questo stato un punto di vista. po'. Questo non fa altro che introdurre l'argomento di Cagliari-Roma. 16 punti contro i 20 della Roma. Qua abbiamo una Roma che sta lentamente riprendendo un po' il passo dopo il pareggio con l'Inter, una buona partita. Sinceramente, Dario, ti aspettavi questa poco inquadratura, diciamo, della formazione, no? È partita un po' a singhiozzo, poi comunque qualificata in Champions, quindi tutto sommato sinceramente situazione interlocutoria adesso. non so che cosa si poteva chiedere di più alla Roma. Onestamente vedo quest'area di delusione e mestizia, ma cosa aspettarsi da una squadra che ha dato via i suoi 3 più forti giocatori e poi ha comprato un manipolo di giovani di belle speranze che magari fra 2 o 3 anni troveremo tutti a riempire il podio del pallone d'oro, ma che oggi non sono ancora quei giocatori. Quindi, detto questo, la Roma in campionato dobbiamo ringraziarla perché sta lanciando Zaniolo, perché sta riscoprendo Santon, ma è quello che sta facendo, che ha fatto in Champions, in un girone non impossibile ma impegnativo, ha del miracoloso, e poi se la vedranno i tifosi giallorossi con una proprietà americana che finora non sta mantenendo quello che aveva promesso, cioè un impegno serio, credibile e forte per mantenere la Roma al vertice. 2 domande secche, ma proprio risposta secca, no? Allora, a Gianmario domando se il Chievo riuscirà a essere ancora imbattuto con Di Carlo con il 3° pareggio consecutivo contro il Parma. Secondo me sì, sfida interessante perché il Parma sta giocando bene, propone un bel calcio. E il Chievo comunque si sta un po' riassestando. Mentre invece a Dario domando se dopo il pareggio del Napoli contro il Chievo ci potrebbe essere un Chievo bis incontrando il Frosinone. Perché no? Perché no? Ecco, fermandosi così col perché no, perché ha capito quali sono, lui è abituato con i suoi tempi radiofonici e televisivi, quindi di riuscire a dare il giusto risalto. Ecco, diciamo che siamo arrivati alla fine della trasmissione, perché dopo, a furia di parlare di tantissimi argomenti, siamo arrivati in fondo. Che calcio che fa è un insieme di situazioni, si parla di calcio a 360 gradi, di sport e di tantissimo altro, ma ci tengo anche a precisare che vuole in qualche modo affiancare l'attività di onlus e di situazioni, diciamo, legate alla beneficenza. Questa volta parliamo del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Andate sul sito comitato marialetiziaverga.it e avrete tutte le indicazioni del caso. Dall'altra parte vi comunico dove possono essere gli altri appuntamenti di Che calcio che fa, quindi in TV sempre Lombardia TV al venerdì alle ore 21 e sabato in replica alle ore 18, in radio con le interviste alle ore 11 sul Silvia Music Radio e sul web ovviamente con checalciochefa.com. A questo punto siamo arrivati in fondo e non mi tocca che salutare chiaramente i nostri amici che sono intervenuti, giornalisti di grosso calico e artisti veramente molto, molto interessanti. Ricordo il libro L'Oro Bianco, tutti gli ori olimpionici, scusate, invernali, di Gianmaria Bonzi e Dario Ricci. Grazie Dario Ricci. Grazie a voi. Grazie a Gianmario. Grazie a voi, un piacere.
Eccoci, e poi salutiamo Carlo Cassaniga e niente, tanti auguri per la tua attività, che vada veramente in tutte le direzioni, perché sono sempre delle opere artistiche molto molto interessanti. Grazie, saluto a tutti. Bene, noi ci vediamo settimana prossima, ricordatevi in radio il lunedì prossimo e Che Calcio Che Fai in TV venerdì prossimo. Ciao!